Oggi prepariamo questa deliziosa lasagna con polpette a modo mio. In una pentola facciamo soffriggere carote, sedano e cipolla. Uniamo il macinato e facciamo rosolare per circa 10 minuti. Mettiamo il vino e lasciamo sfumare. Aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 35-40 minuti. Quando bolle mettiamo il sale. Prepariamo le polpettine e le friggiamo. Quando è tutto pronto prepariamo la lasagna. Io ho usato una teglia 28x40. Inforniamo in forno già caldo a 220 gradi per 30-35 minuti. Semplicemente deliziosa, dovete assolutamente provarla e farci sapere nei commenti se anche a voi è piaciuta questa ricetta.